Giorgio Onorato. Vi farò rivivere l'entusiasmo con un filmato televisivo, la canzone 100 campane. Nel filmato televisivo Nel segno del comando, quando il professor Foster incontra Lucia e manda all'aria tutti gli studi di Byron e si innamora di questa stupenda Roma e di questa stupenda romana. Non me lo di stanotte a chi hai stregato il cuore, la verità fa male, lasseme sta visione per sperare. Dindo, amore, 100 campane stanno a dire no, ma tu, amore mio, se mai stregato ancora non lo di, no, non lo di, non parla, sei una donna o una strega, chissà. Streghe m'hanno detto no, ma tu, amore mio, se mai stregato ancora non lo di. E gli studi di Byron in fumo, gli occhi stupendi di Lucia come quelli di Rita e come il principe Frizzi. Ecco, io abbino un po' questo momento magico di Roma e glielo restituisco. Le streghe m'hanno detto no, ma tu, amore mio, se mai stregato ancora non lo dico. È una parte di Roma per voi che spero dia l'entusiasmo a tutti questi giovani alfieri della canzone romana. Enrica, dove sei?
Grazie veramente a Giorgio Onorato per questo No, programma. grazie a voi, siete stati molto carini a dare a questa cittadinanza e questo entusiasmo per quello che Roma rappresenta nel mondo. Ciao. Grazie, veramente. Adesso, visto che è il momento dei ringraziamenti, io vorrei proseguire e ringraziare soprattutto i ragazzi del balletto, perché voi sicuramente avrete apprezzato questi splendidi balletti di questa sera, per cui venite tutti qui accanto a me, ci siete? Forza! Fuori! Un meritatissimo applauso, conosciamoli perché è giusto che sia così. Tutti i ballerini dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma, tra l'altro. Allora, nome e cognome di tutti, vogliamo sapere. Luigi Morville, Gerardo Angrisani, Simona Crivellone, Claudia Fusillo, Claudia Mariani, Enrica Gianmarinari, Mario Fedele, Ignazio Ferro. A voi adesso, un applauso fortissimo per questi ragazzi che siete stati molto bravi. Veramente molto. Adesso un altro applauso facciamo invece per un dispettosissimo personaggio. Restate qui con me. Un dispettosissimo personaggio che abbiamo conosciuto in una veste un po' insolita questa sera. Si tratta di questo birbante di Caligola. Dove sei? Vieni qua. Vieni. Un po' un disturbatore, insomma, questo Caligola. Nella vita cosa farà Caligola? A parte, adesso ci devi dire innanzitutto come ti chiami. Francesco Commi. Ecco, adesso abbiamo sentito la tua voce. Normale. Normale. Senti, ma tu nella vita cosa fai? Questo no? Tutto meno che questo. Si vede pure? Quindi ti sei prestato per l'occasione per questa farsa, questa cosa così carina? Sì, con piacere. Sei contento però, eh? Sì, che è finita. Bravo, veramente tutti bravissimi ragazzi. Complimenti e grazie. E beh, dobbiamo ancora aspettare qualche minuto perché i lavori della giuria non sono ancora conclusi, per cui io vorrei pregare Gianni Daoli di salire sul palcoscenico. E beh, tocca anche a lui, faccia ascoltare una bella canzone romana. Un fuori programma anche questo, ma insomma, dobbiamo concludere sempre cantando questa serata, per cui cosa ascoltiamo invece? È una canzone romana che ho scritto alcuni anni fa. Qualche anno fa, perché avevo un motivo il quale non riuscivo a mettere le parole, poi ho visto che col dialetto romano acquistava un fascino grandissimo. E allora qual è? E mo. Gianni Davoli. Sti capelli di seta, so la cosa più bella che c'hai, e sta faccia impunita io non posso scordarmela mai. Una manciata de sogni perduti ritrovati stasera con te. E mo mi te presenti bella come il sole, e mo tu sei una donna e mo non vale lo sguardo fisso dentro all'occhi mia. Sei dolce, un accidente che te piglia. E mo non c'hai più scuse, devi fare l'amore. E mo te giochi a letto pure il cuore. Quant'anni c'hai coraggio, dillo tu. Per me sei giusta, io non te lascio più. Una carezza sul viso, principessa, me devi scusare. Tu ci metti un sorriso, io una voglia di felicità. Se sapessi che pazzi pensieri me son nati parlando con te. E mo mi te presenti bella come il sole. E mo tu sei una donna e mo non vale lo sguardo fisso dentro all'occhi mia.
sei dolce, un accidente che ti via. E mo non c'hai più scampo, devi fare l'amore. E mo te giochi a letto pure il cuore. Quant'anni c'hai coraggio, dillo tu. Per me sei giusta, io non te lascio più. Dammi la mano che sei fatta sera, damogli un nome a sta avventura. Un gatto sopra un albero sbadiglia, damo un accidente che mi piglia. E mo non c'hai più scuse, sei una donna vera. E mo te devi arrendere, c'hai paura. Fra poco in notte lo potremo fare, l'amore insieme, ma non ci pensare. Quanta pena stasera c'è sul fiume che infiotta così. Disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovevo soffrire. Sì, c'è un'anima che cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. E il barcarolo va controcorrente. Da quel giorno che io dissi a Nini, quest'amore ormai tramontato, lei mi disse, lo vedo da me, sospirò e poi mi disse, addio amore, io però non mi scordo di è stata alla camera. Fiume e boiaccia, gliel'hai data tu. Proprio sotto al battello, è stato un grido ad un tonfo più là. Si rigira e c'è fa il mulinello, poi si affonda e riaffiora più là. Su correte, è una donna affogata. Poveraccia, penava chissà. La luna da lassù fa capocella. Rischiara
e il viso che Ninetta bella cercava pace e io gliel'ho negata. Fiume e pagliaccia gliel'hai data tu. Grazie. Grazie. Troppo buoni. Senza voce, con la camera a qualche magistrato, grazie Gianni. Allora, la E giuria... siccome Anzio è anche una città popolata di belle ragazze, presentiamo queste nostre Naturalmente. vallette che hanno collaborato alla realizzazione di questa serata: Micaela, Flavia, Angela e Valeria. Ci fosse mia moglie subito commenterebbe: come ti ricordi al volo il nome delle ragazze? Complimenti e un applauso. Già, perché questa giuria ha il voto lungo A gentile questa richiesta, sera. Fabrizio, No. Fabrizio, Fabrizio, Fabrizio. Si fa quel che si può. Fabrizio, innanzitutto un commento a queste canzoni, a questi cantanti, tu che sei un grande esperto e che adesso presenterai Miss Italia. Parlaci anche dei tuoi programmi, dei programmi tuoi, dei programmi di tua moglie. C'era una grossa intervista oggi su Repubblica, sì, in cui dicevi tante cose, come al solito intelligenti e importanti e significative. Troppo gentili. No, non so se intelligenti, comunque cose che mi sgorgavano spontanee dal cuore. Sì, adesso stiamo preparando, io ricomincio con Miss Italia il 28 agosto, che per me è prestissimo perché ho sempre amato cominciare la stagione a settembre, però siccome c'era quella data per cominciare, è Miss Italia nel mondo, quindi le bellezze italiane all'estero che vengono in Italia a fare questa sfida, che è anche un modo per ritrovare le radici qui nel loro paese d'origine. Poi il 3 e il 4 settembre faremo Miss Italia, ci sarà la finale del 54esima edizione, che c'è un eco tremendo, oddio, microfono. Scusate, però visto che riflessi che c'ho, senti, questo te lo regalo, tanto, Uso io questo? No, aspetta, mettilo qua, ecco. Tanto non è che ti pesa, mo. La giacca è chiusa. Non l'ho ancora aperta. Abbiamo scoperto gli altarini, la giacca è nuova, non è neanche... Che? Ok, ci siamo. E insomma, io volevo raccontarvi tutto fino a Natale, invece sembra che ci siamo. No, vabbè, e poi appena io finisco Miss Italia il 4 settembre, parte Rita con Forum, però su Canale 5, il 20 settembre a mezzogiorno, anzi alle 11:45 in diretta, che andrà contro un mio vecchio programma che è Fatti Vostri, quindi io dovrò tifare per Rita e lo farò non a malincuore perché però forse a marzo torno a Fatti Vostri contro Rita e lì dovrò tifare per... Ma allora torni perché ho letto che non vuoi tornare. No. No, non voglio andare contro mia moglie, perché tu andresti mai contro Maria Teresa? E chi me vuole me? Ma tu andresti... Come che ti vuole? No, tu sei bravo, quindi ti vogliono. Non ci abbiamo mai pensato. Mi piacerebbe fare una cosa magari con lei in futuro, non lo so. Con è giusto, ma contro no, dai. Contro no, non si può contro. Scusa, ma io approfitto di Rita. Lei ti lascia fare Miss Italia con tanta facilità. È gelosa Rita della Chiesa? No, mi spinge proprio a farla. Proprio mi spinge ogni anno quando io ho dei dubbi dico ma la faccio quest'anno, non la faccio, lei dice ma vai, falla che ti diverti, che così cominci la stagione. Casa. No, cominci la stagione con entusiasmo. Il giudice Richieri? Che dice il giudice? Che sono un bugiardo, dice il giudice. Vabbè, e poi ovviamente io dal 2 ottobre ricominciamo con la squadra di Scommettiamo Che, con il programma della lotteria, per cui se avete scommesse curiose da proporre
Noi vi aspettiamo al Teatro delle Vittorie, che sembra sarà rimessa al nuovo per l'occasione. Allora, adesso si accettano scommesse perché abbiamo finalmente... Allora scendo giù a vedere perché... Sai che Annalisa si sposa? Annalisa si sposa. Sai che Annalisa si sposa? E che c'entra questo con questa cosa che dobbiamo dire? È lo sposo in platea. Sì, sì. È un bellissimo ragazzo, è un collega del TG1. 6 ore fa era là, adesso... Vieni qua. Allora, vogliamo fare i fatti vostri. Sì, infatti. Fabrizio, non te ne andare, anche perché chiaramente, ragazze, prima di dare il verdetto, io vorrei premiare questi 3 amici, grandi amici, le stelle che non stanno a guardare ma che attivamente fanno qualcosa. Chiaramente Rita viene premiata simbolicamente con Fabrizio. Ragazze, i premi. Dunque, questi bei premi sono offerti gentilmente dalla Banca di Roma, il cui direttore dell'agenzia 2 di Anzio è qui con noi, e vorrei che salisse lui personalmente a premiare i nostri grandi amici. Queste sono i piatti, stavo dicendo le targhe, ma sono dei piatti in effetti. Sono molto belle. Sono bellissimi. Sono bellissime. No, che devo dire, non avevo il microfono. Allora, questa sono bellissime. Mi metto vicino a te. Beh, ecco. A ogni ragazza sono la i piatti, sua. Dov'è? Molto belli. Sta venendo. Sta salendo. Intanto parte il ringraziamento, credo, di ognuno di noi. Io personalmente dico soltanto una cosa in questa sede perché mi sembra opportuna e doverosa. Le cause importanti, le cause nobili sono importanti e ci fanno onore a ognuno di noi. Io da diversi anni... Ecco il nostro direttore. Grazie. Ti prego di consegnare tu le... Amedeo, questo è per Amedeo, ho letto Amedeo Goria. Grazie a te. Fabrizio, grazie. Dulcis in fondo. Perché Eccoci, solo le femminucce? Grazie. Dottore. Beh, Okay. A questo punto tutti e 3 con questi piatti abbiamo un servizio da 3, non da 12. Li riporto un attimo. Io stavo soltanto dicendo una cosa, cause come queste nobili, queste di beneficenza, noi accorriamo perché è giusto per chi fa il nostro lavoro essere vicino alle persone che comunque hanno bisogno, e tra l'altro occupandomi io da diversi anni oramai di una trasmissione sociale, una trasmissione di medicina che mi ha insegnato moltissimo nella vita, più che altro che da un punto professionale sicuramente sono cresciuta con questa trasmissione, ma nella vita è riuscita a insegnarmi tante cose. Io ho imparato una sola cosa, semplicissima, che forse con un sorriso, con un gesto d'amore si può arrivare veramente lontano, quindi grazie a tutti voi per essere stati qui questa sera. Prima di lasciare la parola ad Amedeo, che poi concluderà e poi darete i risultati, invece io torno giù a fare il pubblico, vorrei, allora, i ringraziamenti li ho già fatti prima, li ribadisco, e vorrei aggiungere a quello che ha detto Annalisa che in un momento nel quale tutto il paese cerca di, molto paese era già sano prima, era già pulito prima, però tutti adesso cercano di seguire quest'onda di pulizia, di impegno e di... Sì, insomma, di cercare di fare le cose senza per forza arrivare alle carte bollate, alle denunce. E siccome, dico, noi ci troviamo in un posto che è stato famoso ed è tuttora famoso per avere un mare bello, un mare pulito nel quale le persone potessero fare il bagno in una maniera splendida, rinfrescandosi e sentendosi proprio nel massimo agio, siccome questo mare non è più pulito, saranno i depuratori, sarà chissà che cosa, dico, impegniamoci anche in questi settori senza dover arrivare alle denunce, alle carte bollate che sono noiose, e poi il risultato arriva, perché ho visto personalmente in Calabria, in un posto dove c'era un mare inquinatissimo, che poi a forza di denunce il mare è tornato pulito. Ecco, senza dover per forza arrivare a quegli estremi, senza dover per forza andare a chiedere le cose, senza che per forza si debba arrivare alle estreme conseguenze, così come cerchiamo di impegnarci, anche se sappiamo con quante difficoltà, anche e soprattutto in questa occasione, mettiamocela tutta, chiediamo sempre e diamo sempre il massimo, come avete fatto voi questa sera, facciamolo fare anche agli altri,
di modo che le cose funzionano, i bambini hanno la loro assistenza, la gente può lavorare serenamente, speriamo ci sia lavoro per tutti e durante le vacanze possiamo fare dei bei bagni senza dovercene andare lontano da Anzio. Grazie. Grazie Fabrizio. Grazie Fabrizio. Adesso direi di... Ma io volevo soltanto concludere dicendo una cosa. Avevamo il timore a inizio serata che ci fosse poca gente, mi sembra che invece la gente sia venuta, sia accorsa numerosa, siamo soddisfatti, siamo contenti della vostra adesione, della vostra partecipazione e se servissimo con questa serata ad aiutare una sola persona avremmo già raggiunto un grande scopo. Grazie. Grazie. Adesso direi di cominciare a dare lettura perché i ragazzi dietro saranno impazienti. Allora abbiamo... Cominciamo da sotto. Sì, chiaramente. Abbiamo numerosi vincitori questa sera. Allora cominciamo dal terzo posto, classificato con 60 voti, si tratta di Roberto Peluso. Emozionatissimo. Roberto Peluso. Eccolo qua. Complimenti per questo terzo posto. Complimenti. Grazie. È sul podio. Roberto Peluso è sul podio. Ancora una volta. Grazie. Dammi un bacio. Facciamo una fotografia di gruppo, così, Una bella fotografia. per il vincitore del terzo posto. Grazie, complimenti. Adesso... Grazie a te Corina. Come dicevo precedentemente, sono tantissimi i vincitori questa sera perché ci sono stati ben 3 ex aequo. Allora, cominciamo da secondo posto, quindi da Candido. Da dove spunterà Candido? Facciamo un quiz. Potreste scommettere. Scommettiamo che... spunta di qua. Scommettiamo... Eccola qua. Fra parentesi, Candido è anche l'autore sia delle parole e sia della musica, se non erro. Sì. Non ho errato? No. Complimenti. Allora, complimenti. Eccola qui la coppa, tutta per Candido. Allora, sempre per il secondo posto, ex aequo, Fulvio Fabiani. Era addirittura andato in platea, Fulvio. Sta arrivando, corre. Eccola qui. Complimenti. Complimenti. Anche a lei. Prego. Una curiosità, il codino è opera di sua moglie, di un parrucchiere, di una parrucchiera? Sì. Mi ha rovinato mia moglie stasera, non che mi ha fatto. E le ha portato fortuna, mi sembra. Veramente ho tagliato un po' il cavallo. Sì, perché lui conduce una botticella. Allora, adesso vediamo ancora il terzo di questo secondo posto. Si tratta di Fernando Luzzi. È cascato qualcosa mentre giungeva sul palcoscenico, ma... Eccolo. Sembrava avesse suonato un gong. Non so, ho Eccolo, trovato. eccolo. Complimenti. Non è caduto lui, eccolo sano e salvo. È super premiato con un grande secondo posto. Eccola qua, accompagnata dalla figlia. Accompagna sempre, quindi è sempre con me anche lei. Ti ha portato fortuna. Facciamo una fotografia prima di decretare il vincitore di questa terza sagra della canzone romana. Ancora qualche momento di attesa. Chi sarà dunque il vincitore? Chi sarà? Chi sarà? Io che sono privilegiato, Beh. a questo punto lo so. Lo vuoi dire tu? No, dillo tu. Dai. Lo dico io? Ma forza lo dice Erika? Dillo tu. Manuela Giuliani! Erano 2:15 e ha vinto una ragazza. Qualcuno sta dicendo che la carrozzella porta fortuna. Beh. Allora, prima di risentire la canzone vincente, Certo.
Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato, l'azienda autonoma, il comune, Leonardo Leonardi con i costumi, la troupe televisiva del regista Gianni Turco e tutti i suoi operatori, mio marito che ha avuto tanta pazienza in tutto questo tempo che mi è servito per organizzare questi amici e oddio, spero di non aver dimenticato nessuno. Ragazzi, grazie di essere venuti, grazie a tutti. Ora sentiremo la canzone che ha vinto la Sagra 1993. Ciao! Manuela, 2 parole. Due. Una, 2, basta. Ascoltiamo la sua canzone che si chiama, come si intitola? E si chiama L'ultimo romano vero. Io vorrei ringraziare ancora una volta l'autore Marino Transilvani, a cui vorrei fare un grandissimo applauso. Grazie Marino. Allora faccio una cosa, io porto via la tua coppa, così tu puoi cantare indisturbata. Intanto io a Amedeo Goria che facciamo? Salutiamo, ringraziamo ancora i soci dell'Arca e a tutti ancora grazie per essere intervenuti questa sera. Arrivederci E buon e ci Ferragosto. vediamo presto, lunedì mattina. A presto, ciao. Arrivederci. Grazie. Scricchiolando lentamente le vie di Roma va. Solo sta in carrozza al cocchiere, l'ultimo giorno è scritto riservato. Roma è solo e soltanto per sé, non è straniero, è l'ultimo romano vero. Gira per tutta Roma, pena giornata intera, vuole vederla ancora del momento e dopo vuole morire pure contento. Roma gli parla, grazie che pensi a me. Io mi ricordo, sei allegro a cassetta da cocchiere. Oggi come un turista, sei serio, scuro e triste come me. Grazie. Sera, chi giù è stanco, stacca, cavallo stanco e sa che anche il cavallo l'ha capito. Aspetta, il macellario rassegnato. Roma che piange e chi non vedrà più. Lascia